Ma non c'è assolutamente necessità di preoccuparsi, io lo ritengo un'uscita un po' balzana diciamo, di una giornata di fine estate, probabilmente nella quale la cronaca anglosassone aveva bisogno di una notizia per avere un certo rilievo. Hanno scelto il prosecco superiore di OCG di Valdobbiadene perché è conosciuto in tutto il mondo, è apprezzato, probabilmente anche invidiato, ma diciamo a noi fa piacere essere invidiati perché comunque si porta alto il nome di Valdobbiadene, dei produttori di Valdobbiadene, di un prodotto di eccellente qualità, e quindi quando si è famosi e si è ai vertici di una classifica mondiale si è anche invidiati, e questo dobbiamo tenerne conto e prendere con il giusto peso certe notizie, e con lo spirito tipico nostro sicuramente sdrammatizzarle e berci sopra, insomma. Ma forse potrei dirne 100 motivi per continuare a consumarlo, ma uno principalmente, per il fatto che è un prodotto di qualità, è il risultato del lavoro dell'uomo, della passione dell'uomo, quindi quando si beve un bicchiere di prosecco superiore di OCG di Valdobbiadene, l'invito, l'auspicio a tutti i consumatori del mondo è di vivere in un breve istante un'esperienza emozionale delle nostre colline, della nostra storia, del lavoro dell'uomo, elementi che peraltro ci candidano ad essere patrimonio dell'umanità. Beviamo tutti un sorso di patrimonio che i nostri produttori permettono che si espanda in tutta Europa e in tutto il mondo, e questo è bello. Non è un prodotto derivante da un'industria, non è un prodotto morto, è un prodotto vivo che negli anni si modifica e dando le caratteristiche peculiari di un prodotto naturale. Ecco, questo è un ottimo motivo per degustare il prosecco superiore di OCG come molti altri prodotti della cucina italiana. Sono tutti prodotti che fanno vivere non solo a noi italiani ma a tutti i cittadini del mondo un'esperienza emozionale.